Se una volta erano le lettere ad arrivare ai destinatari, oggi può anche capitare che siano i destinatari a dover andare a prendere le lettere direttamente dai mittenti. E se nel veneziano i disservizi postali si stanno verificando a macchia di leopardo in diverse zone del territorio, con tempi di percorrenza che si allungano anche per missive che devono percorrere pochi chilometri, magari all'interno dello stesso comune, il caso denunciato da una coppia di anziani coniugi di Tessera rappresenta un caso limite. Marito e moglie 78enni che si sono affidati al comitato Marco Polo per presentare un reclamo alle poste denunciano il mancato arrivo della corrispondenza da 15 giorni con problemi di non poco conto. Nello specifico i coniugi attendevano da Conegliano un importante modulo che dovevano sottoscrivere e ritornare al mittente. La mancata consegna li ha costretti loro malgrado, tanto più che non godono di buona salute, a recarsi personalmente e ovviamente a proprie spese a Conegliano. Negli stessi giorni erano anche in attesa di una comunicazione importante da parte del settore veterinario dell'US 12, anch'essa mai pervenuta. In questo caso si parla quindi di consegna nello stesso comune di partenza della posta. Il loro forse potrebbe essere solo il primo di una serie di reclami per disservizi postali nel veneziano.